perché in fondo no, avete là fuori, uno può pensare, ma in fondo portavano soldi, portavano le foto sulle riviste patinate, comunque gli facevano pubblicità, perché non gli andava bene? Non ci andava bene perché ancora in tempi non sospetti, prima che poi l'Elemora cadesse in disgrazia come... Cioè, avete visto comunque il film? Ma insomma... Forse sì, gli avevo anticipato un po' una situazione, perché lui veniva a Cortina con il suo codazzo di veline e velini e credeva di essere il padrone di Cortina nel momento in cui di massima esposizione mediatica, quindi durante le vacanze di Natale piuttosto che in altri momenti estivi. E trasmetteva, è vero che andavamo su tutti i giornali, ma andavamo su tutti i giornali come la Cortina appunto della veline, della frivolezza, della festa, ma cioè, il vero VIP, non va sempre pensato, non è quello che va in televisione 300 giorni all'anno e tutti conoscono, questa è un po' stata la discriminante. Il vero VIP che noi cerchiamo di avere, di coccolare, è la persona che ha avuto sì magari successo nel proprio campo professionale o nella propria attività lavorativa, ma che viene a Cortina e rispetta Cortina, rispetta i suoi abitanti, rispetta la sua storia, rispetta gli altri villeggianti che in quel momento sono a trascorrere le proprie vacanze. L'Elemora non era sicuramente ascrivibile a questa categoria, ci fu quello scontro molto forte, questo è uno dei passaggi mediatici che si ricordano, la querela è ancora in piedi effettivamente. Io quando faccio il carico chiedo al Tribunale la situazione dei carichi pendenti, è sempre molto lunga, devo dire, è iniziato a riempirsi dal primo giorno in cui sono diventato sindaco, perché le denunce sono arrivate una dietro l'altra. A oggi devo dire che la pedina penale è ancora pulita, poi, non so se vedete dall'altra parte del tavolo posso toccare una cosa, comunque almeno tocco legno, mi auguro poi che rimanga pulita anche al termine di questa vicenda, però chiaramente quando tocchi tante cose, tanti interessi, tante situazioni che sono consolidate, non puoi pensare di farlo in maniera, diciamo, indolore, ecco. Devi mettere in conto di avere delle situazioni che ti possono toccare da vicino, come mi sta toccando questa vicenda che poi mi obbliga all'esempio in questo momento.